stazione di Thiene. È stato un viaggio in treno, ma un viaggio anche nel tempo, perché mi dicono che oggi a Thiene siamo nel 1492. Beh, Thiene oggi ha un'atmosfera tutto particolare, in cui sarebbe il caso di entrare. Dovrei prendere il cavallo invece della bicicletta, ma insomma è una rievocazione. Rievocazione sì, ma storica e soprattutto sinceramente collettiva. Loro vengono da Quattro Castella, Reggio Emilia, sono un gruppo che collabora, partecipa. Allora, fatemi ricapitolare la storia. 1487 c'è una grande battaglia, la battaglia di Rovereto. I cittadini di Thiene, per conto della Serenissima, vanno a Rovereto e riconquistano Rovereto. Certo. La bandiera di San Marco l'hanno messa i tienesi. Sì. In quel di Rovereto, Serenissima è tornata per merito dei tienesi. Allora, gli abitanti di Thiene, che sono dei commercianti da sempre, molto furbi, chiedono diciamo così, un mercato franco, cioè di non pagare le tasse. Passa un po' di tempo e alla fine, finalmente, arriva la notizia che il doge Agostino Barbarigo ha concesso questa libertà del mercato, il mercato franco. Bene, quindi Thiene si sviluppa e Thiene, eccola qua, Thiene è ancora un centro commerciale, culturale, cioè, siete ancora lì che ci date voi di Thiene? Il mercato di Thiene del lunedì è uno dei più grandi della provincia e della regione, ancora oggi. Ma la cosa che mi ha colpito è che questa rievocazione è una roba vera, nel senso che è super sentita dalla gente. È vero, Cioè Beppi 15 anni fa è partito, ha deflagrato con quest'idea, cioè di organizzare la rievocazione. Adesso sono 500 volontari? Beh, oggi ce ne sono 500, durante la sfilata ne avremo 1200. I volontari a chilometro zero per la storia. Il volontario a chilometro zero è bellissima. Beh, ma è una risorsa socioculturale, professoressa. Sì, è vero. È ricordare la storia, ma anche sentirsi ancora uniti e parte integrante della città. Ecco, magari il tuo vestitino non è male, è bellissimo, è filologico, cioè c'è uno studio anche storico. Certamente, c'è uno studio filologico, c'è una professoressa di storia del costume che studiando i quadri, valutando quelle che sono le testimonianze dell'epoca, fa poi cucire dalle sarte gli abiti in maniera tale che siano veramente attinenti al periodo e non stonino appunto con quanto si va a rievocare. Molto importante. Il famoso castello di Thiene, in realtà il castello Porto Colleoni Thiene, dalle famiglie che l'hanno costruito e poi conservato, è bellissimo, è un esempio incredibile, diciamo così, che anticipa uno stile, anticipa una storia, perché è dei primi del 400, mi sembra di ricordare, ma è già fatto, diciamo così, alla veneziana. In realtà è Venezia che piano piano comincia a investire nell'entroterra. Beh, il castello, allora, ho capito bene che è un primi del 400. È molto importante perché è appunto una villa pre-palladiana, perché nasce con le caratteristiche di un castello, ma in realtà è una villa, quindi un punto di riferimento per un'importantissima azienda agricola che si strutturava tutto intorno a questi edifici. Cioè, queste qui sarebbero le stalle?
Queste per la precisione sono le scuderie. Sono il nostro gioiello, sono state realizzate all'inizio del 1700 su disegno dell'architetto Francesco Muttoni. Come la devo salutare? Nel senso che se tolgo il cappello magari non è bello. Il baciamano non sono capace e rischio di mangiarti un dito. È stato bellissimo.